Oggi visita pastorale alla comunità di Realmonte, visita durante la quale mi piace bussare alle istituzioni presenti nel territorio e certamente l'amministrazione comunale, la scuola che vedremo di recuperare nei prossimi giorni e le altre istituzioni presenti. Perché? Perché il Vescovo bussa alle istituzioni civili presenti sul territorio? Per curare e mantenere quelle alleanze educative che mirano a riflettere sulla passione per l'uomo e la cura, la promozione, la custodia del bene comune. Due aspetti che veramente possono educarci alla vita buona, per i credenti alla vita buona del Vangelo. Noi siamo onorati di aver ricevuto questa mattina il Vescovo, Sua Eccellenza, che con un discorso che ha toccato sicuramente i cuori di tutti, ecco, ci ha portato in una strada che è quella dei tessitori della speranza, come dice lui, dove a dare l'esempio sono gli adulti e i ragazzi, come dice Papa Giovanni Paolo II, potranno veramente trasformare le loro vite in dei capolavori. Ecco, questo è l'obiettivo in un luogo, Realmonte, che ospita un sito, un monumento naturalistico di unica bellezza. Pensate a 5.300.000 anni, questo lo diciamo sempre perché dà la misura della responsabilità di un monumento naturalistico candidato a diventare patrimonio dell'umanità che è stato riconosciuto come geosito recentemente. Che dire, Realmonte c'è, senza soluzione di continuità, c'è l'amministrazione, ci sono le associazioni e si va avanti in squadra. Ringrazio anche Don Fabio, stamattina si è parlato di beatitudini e voglio ricordare in questa occasione che appunto Don Fabio è stato accolto dalla comunità di Realmonte con un dono che ci ha portato da Lampedusa. Era uno stralcio delle beatitudini che noi conserviamo gelosamente presso la casa comunale in una piccola teca. Ecco, quello stralcio rappresenta Realmonte, ossia una comunità che è in cammino, dove i tessitori di speranza ci sono e stanno lavorando, dove c'è una grande accoglienza, dove si cerca di dare l'esempio alle nuove generazioni, dove, come ha detto David Sassoli, il Presidente del Parlamento europeo, i ragazzi fanno onore, insomma, ai siciliani, i nostri ragazzi, quando hanno ripulito il sito, alla Sicilia e al mondo intero. C'è quell'amore per la bellezza, per la natura e soprattutto improntata l'azione alla legalità, che è la meta a cui noi facciamo riferimento. Abbiamo voluto far conoscere oggi all'Arcivescovo quella che è la realtà del CIF di Realmonte, il Centro Italiano Femminile. Operiamo a Realmonte dal 2020, siamo donne credenti e cittadine che operano con le donne e per le donne. Abbiamo voluto rappresentargli quella che è stata tutta l'attività che abbiamo svolto in questi anni, cercando di fare rete con tutte le altre associazioni e con le varie autorità presenti in loco, e soprattutto abbiamo cercato di valorizzare quella che è la particolare figura della donna, che si caratterizza per una particolare sensibilità che noi abbiamo voluto inserire in tutte le attività che abbiamo svolto nel corso di questi anni. Abbiamo fatto riferimento a delle frasi di Papa Francesco, di Papa Giovanni Paolo II, e abbiamo voluto ricordare oggi, perché noi facciamo anche cultura della legalità, quello che sarebbe stato oggi il compleanno del giudice Giovanni Falcone. Siamo state contenti di questo momento sicuramente di grazia che è rappresentato dalla visita dell'Arcivescovo a Realmonte e lo ringraziamo per questo dono.